La sesta corsa è il centrale del pomeriggio, è il premio Alma e Renzo Maccaferri, una prova per buoni cavalli di 4 anni, sono in 8 dietro le ali dell'Autostart. I favori per Giselle Horse, numero 2 dello schieramento, Antonio Di Nardo in salchi per il team Fiaschi Schmidra. Ora sotto la pari Giselle Horse, con l'ultimo aggiornamento di quota, quindi viene giocata la favorita. Le alternative a 5 Giacinto SL, 4,50 Gianca Capar, 8 Gold, 10 Go Princess Horse. E l'Autostart inizia a muoversi. All'1 Go Princess Horse VP dell'Annunziata, 2 Giselle Horse Antonio Di Nardo. 3 Gold Enrico Bellei, 4 Gianca Capar Manuele Matteini. Problemi fase di allineamento, attenzione per Giselle Horse, la favorita che ha sbagliato. 5 Gogollona Filippo Monti, 6 Giacinto SL Roberto Vecchione, 7 Galassia CR Alessandro Dettori, 8 Genève KB Font Daniele De Muru. Rimane un po' tardata Giselle Horse. E così allo stacco è Gianca Capar la più sollecita a prendere la testa, al suo esterno Gogollona, in corda Gold, poi Genève KB Font, quindi Giacinto SL, ancora Go Princess Horse, Galassia CR e alla retroguardia Giselle Horse. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con Gianca Capar in vantaggio, li passa in un comodo 15, Gogollona è allo scoperto e accompagna, Gold rimane in seconda posizione alla corda, la seconda pariglia la va a fare Giacinto SL precedendo Go Princess Horse, terza alla corda Genève KB Font, mentre alla retroguardia apparigliate Galassia CR e Giselle Horse. 32 i primi 400 metri di corsa, si viene a completare ora la piegata di sinistra affrontata per la prima volta, piegata passata in 15,7. E si viene qui davanti alle tribune, Gianca Capar continua in vantaggio in controllo, Gogollona che la accompagna, Gold alla corda, avanti sempre a numero 6 di Giacinto SL che segue in pariglia. 800 metri iniziali andati via in 1 minuto e 4 decimi, Gianca Capar e Gogollona, sempre una accanto all'altra, quindi Gold e Giacinto SL, ancora Genève, KB Fonte, Go Princess Horse, il chilometro in 1,15,5 con Gianca Capar che prova ora ad allungare in progressione sulla mossa in terza ruota da parte di Giacinto SL, Gogollona sempre lì di fuori alla corda Gold, retta di là in 14,5, Gianca Capar sempre in vantaggio, Gogollona al suo esterno, Giacinto SL in progressione in terza ruota, Gold lungo la corda, sbaglia Gogollona quando siamo all'ingresso addirittura arriva, Gianca Capar l'affronta con due lunghezze nei confronti di Gold, numero 6 è in Giacinto vantaggio SL, Gianca Capar, in netto vantaggio Gianca Capar, si contano le lunghezze, Gianca Capar per dispersione, mentre al secondo posto Genève KB Font brucia in open stretch Gold. 1,14 il ragguaglio cronometrico per Gianca Capar, Manuele Matteini, allenatore e guidatore per i colori del signor Salvatore Galati. Bel successo della figlia di The Bank che replica l'ultima affermazione sulla pista. Forma top per Gianca Capar e Manuele Matteini che si impongono nettamente nel centrale del pomeriggio. Genève KB Font fa suo il secondo, al terzo Gold.